Spero che si chiuda velocemente la faccenda e che venga individuata se c'è qualche colpa. È cauto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel commentare la notizia dell'indagine a carico di 39 persone, tra cui l'attuale prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, su presunte irregolarità nella gestione del CARA di Gradisca di Sonzo. Fedriga è tra i pochi leghisti disposti a esprimersi sulla vicenda, di cui auspica una rapida soluzione. Sarebbe scorretto, fa presente, tenere dei funzionari dello Stato in una situazione di incertezza per troppo tempo. Di episodio spiacevole parla invece il deputato veneziano del PD Nicola Pellicani. Attendiamo gli sviluppi giudiziari, dichiara, ma nel frattempo sarebbe necessario un intervento del governo e del Parlamento per ridefinire le norme sull'immigrazione, dimostratesi troppe volte inadeguate. L'indagine faccia il suo corso, certo che questo mette in luce come nelle politiche appunto dell'accoglienza degli immigrati non ci sia chiarezza, non è la prima indagine che nasce anche a carico di prefetti e questa è una spia che ci dice che servono norme più chiare che mettano anche al riparo i funzionari dello Stato quando devono agire anche in momenti di emergenza. Per come lo conosco io, Zappalorto è persona corretta, che osa l'ex sindaco di Venezia Sandro Simionato, che ricorda il passaggio di consegna all'allora commissario quando la giunta Orsoni cadde in seguito all'inchiesta sul Mose. Ho conosciuto una persona leale, seria, che faceva il suo dovere, un servitore dello Stato nelle sue funzioni. Quindi insomma, per carità, se le indagini sono state avviate qualcuno avrà necessità di capire quale possa essere la verità, insomma, ma per come l'ho conosciuto io mi auguro che le cose si risolvano con l'assoluta dimostrazione che lui non c'entra. Quanto all'ipotesi di dimissioni, i democratici concordano sull'inopportunità di un simile gesto da parte del prefetto, almeno in questa fase. Lo dicono anche i 5 Stelle ormai, che insomma, se uno non si è dimostrato, non è stato condannato almeno in primo grado, deve mantenere il proprio ruolo.